Conferenza stampa stamani del sindaco di Agrigento, del comandante della polizia locale e vigili urbani e dell'assessore all'ambiente. È stato effettuato un consuntivo dell'attività di prevenzione svolta dai vigili urbani di Agrigento ed esattamente 318 contravvenzioni elevate per abbandono di rifiuti non pericolosi in maniera incontrollata, per un importo di multe pari a 191.000. 105 sono state le contravvenzioni elevate per deposito di rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti, per un importo di 21.000 euro di contravvenzioni elevate, 34 quelle fatte per il deposito di rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti fuori però dagli orari consentiti, per un importo di 8.500 euro, 29 le contravvenzioni elevate per deposito di rifiuti insudiciando e imbrattando la strada e le sue pertinenze, per appena 725 euro di multa, 39 le contravvenzioni elevate esercizi pubblici e attività commerciali per esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata non rispettando il calendario di raccolta e per non avere fatto la corretta differenziazione dei rifiuti, per un importo di sanzioni a 1.950 euro, 19 le contravvenzioni elevate a uffici pubblici per un importo di 3.173, in totale l'importo sanzionato è stato 226.148 euro. Inoltre 297 sono stati gli accertamenti ambientali, segnalazioni utenze nel territorio comunale di varie discariche e segnalazioni per problemi igienico-sanitari e accertamenti ai fini della tutela dell'ambiente. Comandante, ecco oggi il report sul consuntivo della vostra attività. Un'attività che, diceva l'assessore, negli ultimi giorni però ha subito un certo rilassamento. Come mai? E forse perché avevamo posto attenzione noi su quanto riguarda le grandi utenze, sul fatto che ci fossimo concentrati sull'abbandono indiscriminato di rifiuti e non ancora avevamo attenzionato la raccolta, il conferimento nei mastelli, se non per quanto riguarda le utenze commerciali. Poiché abbiamo raggiunto importanti dati per quanto riguarda la quantità dei rifiuti, ora bisogna fare un ulteriore step che riguarda la qualità dei rifiuti, nel senso che dobbiamo cercare di migliorare questi dati, i conferimenti devono essere il più perfetti possibile perché altrimenti l'amministrazione comunale va incontro delle sanzioni che dobbiamo evitare. Ecco, in particolare qualche caso che avete riscontrato, magari continuativo, e le zone maggiormente, diciamo, abusive, quali sono state? Noi operiamo su tutto il territorio comunale, contrade più o meno vicine, perché non ci possono essere sacche di illegalità consentite, quindi non ci sono situazioni che non vengono attenzionate. Quindi ci siamo soffermati sulle grandi utenze, sugli esercizi commerciali. Ora l'ulteriore step diceva che riguarda i condomini, stanno sanzionati con condomini per responsabilità solidale e andremo a verificare anche fotografare e videare tutti i conferimenti che fanno i cittadini delle Mastelle, nel senso che ci sono state parecchie lamentele, ma parecchie di queste lamentele sono del tutto infondate, perché un amico mio mi ha mandato la foto di un mastello non raccolto e praticamente era pieno di bicchieri e sacchetti di plastica. I bicchieri e i sacchetti di plastica vanno convertiti nella plastica, non nel secco residuo. Gli utenti, i cittadini comprendono una cosa, non è un'azione repressiva questa è una regolamentazione ottimale del servizio di raccolta del prodotto da differenziare. Non è assolutamente un'azione vessatoria o repressiva nei confronti dei cittadini che con il loro 70% ci hanno dato dimostrazione di credere nella differenziata e di lavorare correttamente, di conferire correttamente la differenziata. Però è successo in generale un rilassamento, cioè molte persone erano convinte che il giovedì si potesse conferire qualsiasi cosa nell'indifferenziato. Non è così. L'indifferenziato va limitato solo strettamente a quei prodotti che non possono essere smaltiti in altro modo. Quindi carta, cartone, plastica, vetro, metalli non vanno assolutamente nell'indifferenziato. Se ci sono piatti di plastica che sono sporchi, basta passare un fazzolettino, perché poi la plastica viene lavata quando viene riciclata e quindi non c'è bisogno che sia perfettamente pulita. Così pure per quanto riguarda le vaschette di polistirolo, che non va, così il carton pizza per esempio va in parte nel cartone, quello che è assolutamente pulito, quello che non è pulito va nell'indifferenziato spezzettato.